La rabbia e l'orgoglio di un sindaco. Francesco Rucco chiede la certezza della pena. Sul fronte della sicurezza oggi la battaglia contro il degrado a Vicenza viene portata sul fronte politico e lanciata a livello nazionale. Campomarzo, l'outlet veneto della droga, è un simbolo, quello di una guerra di trincea che per essere vinta dai cittadini, dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine ha bisogno di un giro di vite. Una questione che il sindaco di Vicenza qualche giorno fa aveva lanciato senza tanti giri di parole. Qualche mese fa ho scritto personalmente al ministro dell'interno Lamorgese, la quale non si è neppure degnata di rispondere a un sindaco di una città capoluogo o presidente della provincia. Abbiamo chiesto più risorse di personale, più forze di polizia e strumenti legislativi che diano la certezza della pena. Questo non è avvenuto, è inaccettabile. Parole che avevano sollevato polemiche, ma Francesco Rucco, che in 2 anni ha incrementato del 326% il numero di tossicodipendenti identificati, che ha ottenuto una crescita del 266,7% degli interventi del nucleo operativo speciale e un aumento del 150% degli arresti per spaccio, si rende conto che un sindaco più di così non può fare. Eppure non basta se i pusher, quelli denunciati e persino quelli arrestati dalle forze dell'ordine continuano a delinquere in giro per la città. C'è un problema di leggi, bisogna modificare i codici, renderli più efficaci. E oggi, al fianco di Francesco Rucco, scende il presidente veneto Luca Zaia. Rucco è un mio discepolo, no? Perché io sarei per 3, 4, 5 giri di vite, visto e considerato che se guardiamo le forze dell'ordine ormai sono ridotti a dover applicare il Galateo e non intervenire, diciamo, applicando bene il codice penale. Ormai chi delinque viene trattato come qualcuno che ha avuto un'infanzia difficile e altre menate del genere, io direi, nel rispetto della libertà altrui, nel rispetto delle persone, ma che ci sia rigore. E il Parlamento potrebbe in questo momento assolutamente dar corso a delle leggi che siano molto più incisive. Insomma, io penso che alcune condanne la dicano lunga su quanto poco incisive siano le leggi. Se poi si considera che davanti a una fragranza di reato si dice che tecnicamente chi viene beccato in fragranza ha comunque commesso almeno una decina di volte lo stesso reato senza mai essere stato pizzicato, ci dà anche una dimensione di quanto grave sia il fatto.